io vorrei ringraziare tutti i consiglieri regionali padovani che hanno contribuito a scrivere quest'ordine del giorno, perché rappresenta come quando i processi vengono condotti dal basso possono produrre anche delle soluzioni che magari non stavano dentro lo schema che aveva in mente il proponente, ma che riescono ad adattarsi meglio ai bisogni del territorio. Con questo ordine del giorno noi impegniamo la Giunta, sebbene sappiamo che l'assessore Lanzarin sia già d'accordo con questa richiesta che arriva direttamente dai comitati dei sindaci del distretto di questa parte della provincia di Padova, di uscire dallo schema che ci avete proposto con questo progetto di legge, cioè di far coincidere gli ATS con i comitati dei distretto dei sindaci, e in questo caso chiediamo che del medesimo comitato di distretto, anziché un ATS, ne esistano 3, e cioè quei 3 distretti che dovrebbero andare a disegnare territori realmente omogenei, che avrebbero anche a questo punto un dimensionamento coerente con le previsioni attuali e richieste dalla normativa nazionale, e che a nostro giudizio ci potranno consentire, perlomeno in questo territorio, di rispondere in maniera più efficace ai bisogni delle persone. La logica che ha mosso i sindaci nell'avanzare questa richiesta raccolta all'assessore Lanzarin stanno nel fatto che i territori, anche in questa regione, presentano dei bisogni molto differenti tra loro, e quindi è chiaro che, stando sul tema dell'ordine del giorno, i bisogni sociali che possono emergere in un comune capoluogo, come in questo caso la città di Padova, sono molto diversi dai bisogni sociali che possono per esempio emergere in comuni turistici come quelli dell'area termale, che hanno necessità di corrispondere a dei bisogni specifici, che sono a loro volta ancora diversi dai bisogni che possono emergere nella zona piovese e saccisica, dove invece c'è un'economia per esempio prevalentemente agricola. Quindi noi, attraverso l'aver raccolto la richiesta dei sindaci, verosimilmente riusciremo a costruire degli strumenti, cioè dei nuovi soggetti che saranno in grado di leggere in maniera precisa e puntuale i bisogni del territorio e a offrire verosimilmente le risposte adeguate. Il fatto che quest'ordine del giorno sia stato sostenuto e sottoscritto da tutti i consiglieri regionali della provincia di Padova è anche indicativo di come si sia stati capaci, attraverso la lettura delle necessità dei sindaci, che hanno detto quello che pensano, non che gli abbiamo fatto dire quello che noi vorremmo che dicessero, la condivisione su questo tema di tutto il Consiglio regionale. Ringrazio l'assessore Lanzarin per aver raccolto anche questa possibilità, avendo annunciato la disponibilità a votare a favore di questo ordine del giorno. Bene, metto in votazione l'ODG numero 106. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, il Consiglio approva.